Buongiorno, buona domenica, ben ritrovati. Siamo in diretta come tutti i giorni, tanta la cronaca. Torneremo a parlare del fermo del minorenne per il delitto di Paderno del Grappa a carico di un 17enne da parte dei carabinieri. Parleremo anche di una rissa avvenuta lo scorso mese in piena città a Treviso. I carabinieri hanno identificato i responsabili, ce ne parla subito Francesca Bozza che è collegata con noi. Francesca, buongiorno. Sì, buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori. Lo hai detto tu, c'è stata una svolta nelle indagini da parte dei carabinieri di Treviso sull'aggressione ad uno studente accaduta lo scorso 25 gennaio in piazza Vittoria. Siamo in pieno centro cittadino, all'esterno dell'Istituto Riccati, vicenda che è avvenuta intorno alle 13, quindi al termine delle lezioni. Ad essere coinvolto un ragazzino minorenne che si era presentato ad un appuntamento con un altro giovane, anch'egli minorenne. I due si conoscevano e a quanto pare ci sarebbero stati dei precedenti, degli screzi tra i due per futili motivi. Il ragazzino, il minorenne, è stato appunto raggiunto da quest'altro giovane, a sua volta raggiunto da altri 6 ragazzi che hanno affrontato lo studente, lo hanno aggredito, accerchiato, colpito con spinte, schiaffi e pugni al volto, fino a quando la vittima è riuscita a sottrarsi all'aggressione e ad allontanarsi. Da dire che non erano arrivate segnalazioni particolari, denunce e nemmeno segnalazioni, nessuno si era rivolto al pronto soccorso per denunciare l'accaduto. Fatto sta che in quell'occasione in Piazza Vittoria si era creato un importante assembramento di giovanissimi, oltre diverse decine di persone che si erano appunto riunite in Piazza Vittoria all'esterno della scuola, al punto da bloccare anche alcuni mezzi MOM, alcune corriere della MOM in transito. Era stato necessario l'intervento di una pattuglia dei carabinieri che avevano riportato la situazione alla normalità. Carabinieri che si erano poi messi subito al lavoro per ricostruire quanto accaduto, e attraverso le testimonianze raccolte anche attraverso gli studenti, il personale della scuola, genitori e gli stessi autisti MOM, e grazie alle telecamere installate nella zona è stato possibile ricostruire l'accaduto e ricostruire appunto l'aggressione nei confronti dello studente minorenne. I militari sono così risaliti ai presunti responsabili. Si tratta di 7 giovanissimi, un maggiorenne e 6 minorenni tra i 15 e i 16 anni, per i quali potrebbero profilarsi anche conseguenze penali. C'è da dire che qualche settimana più tardi, venerdì 16 febbraio, c'era stato un altro episodio simile, sempre in Piazza Vittoria, sempre all'esterno dell'Istituto Riccati, che aveva visto protagonista questa volta una studentessa, anche questa aggredita da altri ragazzi. C'erano stati poi altri momenti di tensione nei giorni successivi, raccontati proprio nel corso della nostra prima edizione dalla consigliera comunale del Partito Democratico Antonella Tocchetto, che lei stessa era intervenuta per sedare queste tensioni. Quindi anche questa possiamo definirla una zona calda della città, e si trova da dire non così distante da un'altra zona particolarmente attenzionata, che è quella tra Piazza Borsa e la zona della stazione, che soprattutto nel fine settimana si popola di giovanissimi che spesse volte si affrontano e si danno appuntamento sui social, con un tam tam sui social, per darsi appuntamento e poi appunto affrontarsi con episodi che poi sfociano anche in violenza e insomma l'abbiamo raccontato spesso nei nostri telegiornali, e spesso si tratta di giovanissimi che arrivano da fuori città e si danno appuntamento proprio in quest'area di Treviso. Insomma, al momento questi gli aggiornamenti di cronaca per questa vicenda, che tanto aveva fatto discutere anche a livello politico. Se non hai domande ti restituisco la linea, Daniela. Grazie davvero Francesca. Ovviamente poi ulteriori particolari di questa vicenda nel corso del nostro telegiornale questa sera a partire dalle 19:30.
Continuiamo con la cronaca da Padova. Una coppia di fratelli di nazionalità romena aveva organizzato un giro di spaccio di droga facendo la spola tra la propria abitazione e un'area di sosta nei pressi del cimitero di Campo San Martino, dove effettuavano le cessioni di cocaina. Sono stati arrestati dagli agenti della squadra mobile di Padova, che li ha denunciati anche per detenzione illegale di munizionamenti di armi. Entrambi, incensurati 30 e 25 anni, sono stati individuati durante un servizio di osservazione. Si avvicendavano nell'uscire dalla propria abitazione e raggiungere un'area di sosta vicino al cimitero del paese. Quando i poliziotti hanno fermato e controllato il più giovane dei due, gli hanno trovato addosso una cartuccia per pistola automatica. Nell'appartamento gli investigatori hanno scoperto 18 involucri di cocaina, mentre altri 10 di maggior dimensioni erano stati preconfezionati, un totale di circa 60 grammi di cocaina, equivalente ad almeno una ottantina di dosi. Sullo stesso tavolo altri sacchetti contenevano una ventina di grammi di marijuana e hashish. In un armadio della cucina sono state trovate 29 cartucce per pistola dello stesso calibro. Ed ora non so se l'ho visto nello schermo, lo vedo, il comandante della polizia locale di Treviso, Andrea Gallo, buongiorno. Buongiorno a voi tutti. Grazie per l'invito. Buongiorno, parto subito con la notizia con cui abbiamo aperto questa nostra prima edizione, è quella di alcuni giovanissimi identificati dai carabinieri che sarebbero i presunti responsabili di una rissa, l'ennesima, l'abbiamo sentito anche dalla nostra Francesca Bozza, l'ennesima in centro città vicino al Ricati. Dunque siamo vicini, non proprio, stiamo andando verso l'estate e questo comporterà ovviamente degli assembramenti maggiori di studenti che ovviamente liberi dalle scuole. Si è previsto un piano, comandante, un po' un piano sicurezza per garantire l'incolumità poi di tutti e proprio per cercare di arginare questo fenomeno davvero che preoccupa. Sì, ho sentito questa notizia, che è indubbiamente una buona notizia, il fatto che i colleghi carabinieri siano riusciti a individuare i responsabili di questa aggressione. Peraltro davanti a Ricatti, dopo gli ultimi episodi che c'erano stati all'uscita delle scuole, abbiamo garantito nelle ultime 2 o 3 settimane una presenza costante dalle 12 alle 13. Questo ha permesso di azzerare episodi molto simili che si erano verificati, ripeto, nelle ultime settimane, e tra l'altro, una notizia che do in anteprima, siamo riusciti a migliorare ulteriormente la videosorveglianza in quella zona, spostando una telecamera che era presente e puntando la stessa telecamera proprio davanti a questo istituto, che aveva registrato degli episodi che ci stavano facendo preoccupare in modo particolare. Però bene che questa notizia sia stata diffusa dai carabinieri, perché dimostra che a Treviso non solo il sistema di sicurezza funziona, il sistema di videosorveglianza, ma chi sbaglia alla fine paga. Sappiamo che Treviso è una città molto ben videosorvegliata, per cui per rispondere anche alla domanda che mi ha fatto in merito all'estate che si sta avvicinando, sicuramente non arretreremo di 1 millimetro rispetto a tutti i servizi che stiamo portando avanti in questi mesi, perché ricordo che in modo particolare sappiamo l'episodio che è successo qualche giorno fa all'interno del supermercato PAM, però ribadisco che il comando di polizia locale, ovviamente in collaborazione con tutte le forze di polizia, non arretrerà anche quest'estate i servizi che sono stati peraltro garantiti anche nella estate scorsa. Ecco, sappiamo peraltro che... Comandante, mi scusi, saranno quindi potenziati soprattutto in vista dell'estate? Sì, sappiamo che l'estate molti ragazzi poi si trasferiscono verso la spiaggia, quindi abbiamo una riduzione a livello di numero di ragazzi che arrivano in città, soprattutto il sabato pomeriggio, perché con la bella stagione ovviamente preferiscono andare verso la spiaggia. Però abbiamo anche visto che non dobbiamo assolutamente arretrare a diminuire l'attenzione in certe zone, per cui, ripeto, i servizi saranno garantiti, potenzieremo i servizi anche con servizi in borghese, perché riteniamo che sia assolutamente indispensabile non arretrare minimamente in fatto di sicurezza preventiva e soprattutto per quanto riguarda la percezione della sicurezza, perché quello su cui non dobbiamo lavorare tantissimo è la percezione della sicurezza. Tutti i servizi che noi abbiamo effettuato da mesi davanti al supermercato PAM in tutto il quadrante di via Zorzetto, dei Giardini di Sant'Andrea,
serve appositamente per incrementare quella percezione di sicurezza anche a tutela di quell'utenza che noi chiamiamo utenza debole, cioè soprattutto gli anziani. In modo particolare siamo sempre presenti tutti i giorni da mesi proprio in quella zona antistante il supermercato dalle 17 alle 19. Perché? Perché sappiamo che è un orario in cui molti anziani si spostano, soprattutto anche d'estate, per fare la spesa, quindi il fatto di sentire dagli stessi anziani che vedere uniformi, ovviamente non c'è solo la polizia locale, ma questi servizi vengono anche alternati con la presenza di altre forze di polizia. Gli anziani stessi ci garantiscono, ci confermano che vedere l'uniforme, che siano della polizia locale o di altre forze di polizia, incrementa la loro sicurezza. Quindi sicuramente continueremo in questo piano di servizi e tutti i verbali che abbiamo fatto anche in questi mesi dimostrano che l'amministrazione non fa un passo indietro rispetto al piano di sicurezza che andremo a realizzare anche nelle prossime settimane. Ecco, comandante, lei aveva appunto già citato insomma quello che era accaduto al PAM qualche giorno fa. Io vedrei un attimo il servizio insieme a lei, poi magari lo possiamo commentare. Caso PAM, i dati sul quadrante di Piazza Borsa segnalati nell'osservatorio dei commercianti già da 2 anni. L'Unione Provinciale scende in campo pronti a sedersi attorno al tavolo per scongiurare l'ipotesi che la catena decida di chiudere il punto vendita. È importante che questo supermercato rimanga qui e che se ci sono delle criticità vengano messe a fuoco e risolte. Il PAM è un supermercato in questo caso che non può chiudere perché rappresenta un servizio essenziale per la residenzialità e non solo, in un punto molto strategico per i residenti. Braccio teso dei commercianti, il supermercato PAM deve restare, le criticità siano messe a fuoco e risolte insieme. Il messaggio è questo ed è il tessuto imprenditoriale del territorio che ogni anno come Unione Provinciale pubblica un osservatorio congiunturale trimestrale a fare da termometro della situazione. Da 2 anni nel testo redatto e condiviso con il prefetto le criticità erano segnalate. È emersa come uno dei quadranti che ha delle situazioni dove emergono delle criticità sia nel 2022 che nel 2023 e lo riproporremo sicuramente, scriveremo al prefetto intercettando la massima disponibilità per poter fare ancora un'indagine sulla situazione e capire se rimane invariata, se ci sono dei miglioramenti. Pronti a sedersi al tavolo ancora una volta i commercianti che sono preoccupati per la presa di posizione della catena di supermercati in aperta polemica con l'amministrazione cittadina. Nel comunicato infatti la proprietà non si dice più disposta a scendere a compromessi. Toni provocatori che, riferiscono fonti vicine alla prefettura, hanno lasciato di stucco le stesse autorità e forze dell'ordine che da tempo attenzionano l'area. Parole insomma che nessuno si sarebbe mai aspettato. Se la dirigenza decidesse di gettare la spugna sarebbe molto grave, così i sindacati a tutela dei lavoratori, Filcams CGIL, a poche ore dalla diffusione della nota stampa, ha inviato una comunicazione alla dirigenza del supermercato ed una lettera al sindaco Mario Conte e a tutti i consiglieri comunali per chiedere un incontro. Qualsiasi tipo di attività che va a chiudere o che si trova nelle condizioni di dover chiudere si tratta per noi ovviamente o rappresenta una sconfitta. Non è un episodio isolato quello che è successo questa settimana, ma si tratta e conosciamo una lunga serie di episodi purtroppo di difficoltà che sono accaduti in questo spazio, in Piazza Borsa, in particolare nel PAM di Via Zorzetto. Quindi vogliamo rappresentare alle istituzioni questa difficoltà e provare a capire insieme concretamente come si possono trovare soluzioni concrete, a partire da una rivitalizzazione della piazza che fuori da marginalità sociali deve essere di nuovo tornare ad essere un luogo di incontro e vivibile per tutta la città. Comandante, dunque, insomma, è una situazione difficile perché ovviamente è una città che si spacca su questa vicenda, cittadini esasperati un po' da queste continue incursioni, risse che preoccupa, insomma, come diceva lei, fa mancare un po' la percezione di sicurezza da parte dei cittadini, ma lei, come ci diceva, i presidi ci sono. Certo, confermo che i presidi ci sono, i numeri che abbiamo dato anche alla stampa in questi giorni lo dimostrano. Però più che una città che si spacca, io direi che invece sta arrivando una città che si sta unendo, perché tutti vogliono essere giustamente protagonisti di questo tavolo sulla sicurezza. Bene ha fatto giustamente il sindaco a riportare l'attenzione a quella che è l'autorità preposta per la sicurezza pubblica, cioè la prefettura e la questura, perché probabilmente chi ha scritto quel comunicato del PAM non sa che il sindaco di una città come Treviso non è autorità
locale di pubblica sicurezza, perché essendo presente la prefettura e la questura, il sindaco non è autorità locale DPS. Quindi giustamente questo tavolo va aperto possibilmente in prefettura, sappiamo che il prefetto è molto sensibile rispetto a queste tematiche, quindi credo che se tutti gli attori che vogliono sedere attorno a questo tavolo mettano la propria, diciamo, disponibilità a creare e anche pensare nuove strategie, dalla direzione del PAM ai commercianti, all'amministrazione che comunque attraverso il proprio comando di polizia locale sta da mesi garantendo presenza continuativa davanti al supermercato, credo che i risultati potrebbero venire al più presto. Ribadisco peraltro che questi episodi si sono verificati all'interno del supermercato e non all'esterno, dove peraltro in base alle nostre statistiche, ai nostri dati che sono tutti registrati, ripeto, fuori dal supermercato è da mesi che non vengono registrati episodi di violenza, abbiamo la presenza certamente di sbandati, di persone nulla facenti, di persone che fanno uso di sostanze alcoliche e per le quali vengono anche sanzionati, però ribadisco, gli strumenti che abbiamo li stiamo applicando a 360 gradi, dai regolamenti comunali alle ordinanze, ci sono sistemi di videosorveglianza che vengono ulteriormente potenziati, per cui diciamo che credo che l'amministrazione, in primis il sindaco che mi ha dato personalmente un input di garantire il più possibile la presenza in quella zona, credo che stiamo veramente facendo il massimo e i dati che abbiamo dato in questi giorni credo che ne siano una dimostrazione. Ecco, comandante, prima di lasciarla un'ultima domanda, parliamo di incidenti stradali, purtroppo l'abbiamo visto, abbiamo iniziato un 2024 già con grandi difficoltà, abbiamo visto purtroppo anche vittime giovanissime. E alla base però di questi incidenti, alla base a volte alla guida c'è davvero una distrazione importante. Sì, per quanto riguarda l'osservatorio di Treviso, posso dire che effettivamente i dati che abbiamo in mano dal 1° gennaio ad oggi è un aumento ulteriore rispetto al passato del numero di incidenti, che fortunatamente non sono incidenti molto gravi, ma abbiamo nel 90% dei casi, ecco questo è un caso eclatante, di un conducente di un autocarro che non si è reso conto dell'altezza di una galleria. Ad esempio in questo caso abbiamo un veicolo che sta circolando contromano nel punto, quindi la distrazione sappiamo essere la terza causa degli incidenti stradali in Italia, in centro abitato, per cui dobbiamo continuare nell'azione di controllo, anche di sensibilizzazione, però purtroppo abbiamo in mano dei dati, dal 1° gennaio ad oggi sono ben 70 gli incidenti stradali che sono avvenuti nel territorio di Treviso e solo nell'ultima settimana abbiamo contato ben 16 incidenti. Il record si è registrato venerdì scorso con ben 7 incidenti nell'arco di 24 ore. Questo cosa significa? Significa che le pattuglie della polizia locale devono correre da un posto all'altro durante il giorno per rilevare incidenti stradali dovuti spesso all'utilizzo di cellulari. Abbiamo immagini peraltro di pedoni che vengono completamente centrati da veicoli che probabilmente in quel momento il conducente sta facendo altro piuttosto che guardare davanti. Continueremo, ripeto, nel nostro servizio di prevenzione e se del caso repressione, perché sappiamo che l'utilizzo purtroppo del cellulare è causa principale di incidenti dovuti alla distrazione. Comandante, io la ringrazio davvero. Grazie e buon lavoro a voi. Grazie, buon lavoro anche a lei, grazie, buona domenica. Noi andiamo avanti, parliamo invece dell'omicidio a Paderno, del delitto di Paderno del Grappa, cioè l'ombra della prostituzione minorile dietro a questo delitto. Si trova ora in carcere per questo motivo un 17enne italiano, il riservo ovviamente è massimo, ma sarebbero state trovate anche le chiavi dell'auto del 39enne assassinato. Soldi in cambio di sesso, l'ipotesi che si era insinuata nelle ore seguenti al fermo del 17enne italiano accusato dell'omicidio di Bled Ardedia, albanese di 39 anni, diventa sempre più insistente e farebbe parte di un quadro ancora più ampio, fatto di incontri sessuali con protagonisti giovani e giovanissimi. A poco più di un mese dal ritrovamento in una zona isolata di Via dei Colli a Paderno del cadavere di Bledar, la svolta segnata dal fermo del teenager rischia di aprire il classico vaso di Pandora.
Un'ombra si allunga sul Grappa, quella della prostituzione minorile, coltivata anche sui social e sulle app di incontri con gli inquirenti che stanno mantenendo il più stretto riservo. Il condizionale quanto mai d'obbligo, vista l'età del presunto killer, e considerato che in quel giro potrebbero trovarsi altri giovani coetanei o quasi, i quali sarebbero stati sentiti dagli inquirenti con tutte le cautele del caso. Bledar, di certo, era molto noto in zona. Con il 17enne si sarebbe conosciuto sul luogo di lavoro, un locale di Borso del Grappa, poco meno di un anno fa. Il 20 gennaio, sabato pomeriggio, il giorno prima del ritrovamento del corpo martoriato da 10 fendenti, i due si erano dati appuntamento e questo è uno dei pochi punti fermi della vicenda, così come sembrerebbe una svolta il recupero dell'arma usata per il delitto, un coltello da cucina e degli indumenti indossati dal giovane, che altro punto fermo si sarebbe allontanato a piedi lasciando evidentemente delle tracce. Altro dettaglio, che dettaglio non è, sarebbe il rinvenimento delle chiavi dell'auto di Bledar, trovata regolarmente chiusa poco distante dal cadavere all'alba del 21 gennaio. Questa è un'indicazione su cui non posso dare né conferma né smentita, è un dato investigativo su cui al momento c'è ancora il segreto istruttorio. Chiaro che quella portata avanti dai carabinieri coordinati dalla Procura dei Minori sia un'indagine delicatissima, sospesa tra sfera intima e crimine. I familiari di Bledar, la moglie con i 2 figli, si dicono stupiti da questa svolta che però allontana i sospetti dalla famiglia di origine, inizialmente tirata in ballo per una sorta di vendetta d'onore. La famiglia ed io ci aspettavamo che ci sarebbe stata un'accelerazione, così si era capito che la Procura di Treviso e la Procura per i minorenni avevano indirizzato le indagini verso una direzione che verificheremo poi se è quella corretta. Certamente la famiglia è soddisfatta per la velocità con cui le indagini sono state compiute. Il 17enne, assistito dall'avvocato Elisa Berton, sarà sentito lunedì. Resta nel carcere minorile di Treviso con l'accusa di aver ammazzato un uomo 22 anni più grande di lui. Ed ora invece andiamo nel veneziano con la morte di Bruno Modellese. Ci sono delle novità nell'inchiesta, ce ne parla il nostro Lorenzo Maier. Lorenzo, buongiorno. Sì, buongiorno Daniela, a te e ai nostri telespettatori, buona domenica. Dunque, ci sono delle novità su questa inchiesta? Sì, la morte di Bruno Modenese, ricorderete, avvenuta lo scorso settembre in ospedale del 44enne di San Pietro in Volta nell'isola di Pellestrina. L'inchiesta, che ha avuto vari sviluppi, nelle ultime settimane si è allargata anche per un supplemento di indagine richiesto dalla Procura e al momento risultano indagate 3 persone in servizio all'ospedale civile. La novità è questa, cioè l'inchiesta si è allargata e ci potrebbero essere nelle prossime ore l'iscrizione nel registro degli indagati di altri 2 medici, sempre dell'ospedale civile, in particolar modo del pronto soccorso, perché si vuole verificare come è avvenuta la prima fase di cura appunto al pronto soccorso, visto che poi l'uomo è deceduto qualche giorno dopo mentre era ricoverato nel reparto di psichiatria. Un'inchiesta che dunque si allarga e che avrà nuovi sviluppi. La famiglia, come ha più volte ribadito anche attraverso i suoi RAI, chiede semplicemente che venga fatta chiarezza sulla morte di Bruno Modenese. C'è stata poi anche una fiaccolata nelle scorse settimane proprio per chiedere giustizia. Certamente questo allargamento delle indagini con la possibile iscrizione al registro degli indagati di altre 2 persone è una svolta importante. Grazie davvero Lorenzo, grazie. Buona domenica, noi andiamo avanti con questa nostra prima edizione, continuiamo a parlare di cronaca a Padova, bullismo in rete. È una 17enne, riceve così un ammonimento dal questore, la vittima è una coetanea.
Una ragazza 17enne ha ricevuto il provvedimento di ammonimento del questore di Padova, Marco Odorisio, con l'accusa di cyberbullismo. In pratica la giovane si è resa protagonista nel tempo di ripetuti atteggiamenti intimidatori nei confronti di una coetanea. Il provvedimento è arrivato dopo una lunga indagine della divisione anticrimine sui gravi episodi accertati e avvenuti online tra le due ragazzine minorenni. Tutto inizia quando una studentessa padovana 17enne si rivolge alla questura perché una sua conoscente, utilizzando la rete internet, aveva iniziato ad avere un comportamento aggressivo nei suoi confronti, con minacce e offese, pubblicando sui social video e messaggi di testo che presto sono diventati pesanti insulti e, nei casi più gravi, vere e proprie minacce di morte. Addirittura in un'occasione, dopo essere stata bloccata dalla vittima su WhatsApp, l'autrice delle minacce aveva pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram in cui, ballando in un video, fingeva di prendere per i capelli e picchiare la coetanea. Nei giorni successivi era arrivato anche un messaggio in cui le augurava la morte, e così l'ansia e la paura, per sé e per i familiari, avevano convinto la vittima a rivolgersi alla polizia. Ed ecco il provvedimento di ammonimento del questore per prevenire e fermare questi episodi di violenza. Ed ora andiamo nel bellunese. Pedro Dominguez e Junior Sanchez sono stati rinviati a giudizio per l'omicidio di Antonio Costa, di 53 anni, il 6 maggio dello scorso anno a Fener. Dominguez e Sanchez devono rispondere di omicidio volontario aggravato da futili motivi. Così ha deciso la giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Belluno, Elisabetta Scolozzi. Il processo in Corte d'Assise si aprirà il prossimo 26 giugno. Pedro Dominguez resta nel carcere di Baldenic, mentre Junior Sanchez non è mai stata emessa alcuna misura cautelare. L'omicidio venne compiuto all'esterno del bar della stazione ferroviaria di Fener, dove era in corso una festa latinoamericana. Un fendente mortale con un coltello al culmine di una colluttazione violenta scaturita da un presunto comportamento sconveniente della vittima nei confronti di una giovane donna. E continuiamo a parlare di cronaca, ci spostiamo ora nel Padovano. Gli investigatori sono convinti che l'uomo ripescato senza vita nel Brenta sia morto annegato, si attendono i risultati ufficiali dell'autopsia, intanto si continua a cercare il complice. È stata effettuata nelle scorse ore l'autopsia sul corpo dell'uomo ripescato nel fiume Brenta, a Noventa Padovana. A poca distanza i poliziotti avevano visto cadere in acqua una persona che stavano inseguendo, sospettato di aver compiuto con un complice un furto di gasolio lungo l'autostrada A4 ai danni di uno dei mezzi pesanti parcheggiati per la notte. Secondo la ricostruzione, uno dei due si sarebbe dato alla fuga ed è tuttora ricercato, mentre l'altro è scivolato in acqua. Identificato è un cittadino romeno di 37 anni. Da un primo esame non ci sarebbero segni di violenza sul corpo e dai primi risultati dell'autopsia gli investigatori sono convinti che sia morto per annegamento, anche se mancano le conferme ufficiali che arriveranno quando saranno più dettagliati i risultati dell'autopsia. A ritrovare il corpo i vigili del fuoco, che hanno utilizzato anche un elicottero per le ricerche. L'uomo sarebbe arrivato in zona con un motorino che è stato sequestrato. Addosso aveva dei documenti ed era residente a Padova. Smentita la notizia dell'arresto del complice, che dunque è ancora in fuga. Ed ora parliamo di sanità e lo facciamo con il direttore generale dell'ULSS 2, Francesco Benazzi, che lo vedo sullo schermo. Direttore, buongiorno. Sì, buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Mi scuso, sono in macchina, quindi... Grazie, no, grazie invece direttore per essere con noi. Senta direttore, io parlerei subito della notizia che è anche apparsa oggi un po' nei giornali, di cui avevamo anche parlato anche noi. C'è stato un allarme per quanto riguarda la carenza di medicinali anche da Farmacie Unite, quindi le farmacie del territorio, una carenza che si sta verificando anche nella farmacia degli ospedali trevigiani. Sì, guardi, allora diciamo che questa carenza è avvenuta tra il mese di dicembre e i primi di gennaio, dove abbiamo dovuto ovviamente fare una serie di richieste soprattutto ai grossisti, perché mancavano dei farmaci o ci arrivavano una parte di farmaci, altri farmaci non arrivavano. Poi abbiamo avuto anche un problema legato al magazzino, perché abbiamo dovuto fare lo scarico di magazzino,
che si fa ogni anno e la farmacia di Treviso ha avuto questi problemi. Però oggi, con l'arrivo del nuovo primario, che è arrivato da circa una settimana, stiamo mettendo in ordine le cose e soprattutto stiamo lavorando per fare l'informatizzazione del farmaco. Ciò significa che faremo un punto unico a Vittorio Veneto dove ci sarà distribuzione. Ecco, direttore, da che cosa è dovuta questa, possiamo definirla tra virgolette emergenza, perché anche nelle farmacie del territorio e nel periodo della pandemia era insomma abbastanza normale che ci potesse essere una carenza. Come mai ora invece si è verificata? Beh, c'è stata in primis una riclassificazione dei prodotti, dei farmaci, che le multinazionali hanno fatto una riclassificazione nuova, e poi soprattutto immagino ci sia stato anche un cambio del tariffario del costo del farmaco, che l'hanno ovviamente aggiornato, e questo ha creato dei problemi di distribuzione. Ecco, problema insomma che si risolverà, diciamo, a breve, soprattutto per i cittadini, perché dicono insomma dobbiamo andare in ospedale a prendere dei farmaci, ci sono, non ci sono? Sì, il problema credo che sia già risolto, perché di fatto abbiamo già fatto una serie di richieste in abbondanza al grossista, ai fornitori, e quindi adesso dovremo avere risolto completamente il problema. Ecco, altro argomento insomma che interessa davvero tutti è quello dei medici di pronto soccorso, un po' una corsa contro il tempo per reperire i nuovi medici. Si è bloccato. Ha fatto questo bando. Ecco, adesso la sentiamo. Adesso la sentiamo. Sì, la regione ha fatto un bando con Azienda Zero dove i medici potranno fare la domanda. Noi ci auguriamo che siano diversi, noi abbiamo bisogno di circa 15-16 medici, quindi speriamo che arrivino, e altrimenti punteremo a rapporti libero-professionali. Ecco, è arrivato già qualcosa che lei sappia, qualche domanda, qualche richiesta? Sono arrivate domande, adesso il numero esatto non saprei dirglielo, perché chi sta gestendo il tutto è Azienda Zero. Questo fa ben sperare, insomma, sappiamo insomma la carenza dei medici è una delle problematiche maggiori in questo momento. Diciamo che la carenza del personale sanitario, legata ovviamente a delle specialità che ancora non riusciamo a trovare, e anche al personale infermieristico, perché stiamo attendendo il concorsone sempre di Azienda Zero che finirà a giugno, dove noi abbiamo 200 infermieri che hanno fatto domanda, e quindi speriamo di poterli assumere tutti. Direttore, io la ringrazio davvero. Grazie a voi e buona giornata. Grazie direttore, grazie. Buona domenica anche a lei. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo in studio con cronaca, ma non solo, da tutte le province. Grazie. Siamo tornati nuovamente in studio, andiamo a Venezia dove è in corso in questo momento una manifestazione della rete degli studenti medi. Basta manganellate sugli studenti, è la scritta che è stata calata dal Ponte di Rialto a Venezia, dalla rete degli studenti medi di Padova e da Udu Venezia, Verona, Padova, per esprimere il loro dissenso rispetto agli episodi di inaudita violenza contro gli studenti avvenuta a Pisa nei giorni scorsi da parte della polizia. Inaccettabile la costante repressione nei confronti degli studenti, dichiara Marco Dario, Udu Venezia. Siamo qui per ribadire il nostro diritto a manifestare, non ci si può più limitare a dire che ci sia una violenza interna della polizia. Alla base c'è anche un mandato, dicono loro, politico, delle direttive che mirano a tappare la bocca, commenta ancora Marco Nimis della rete. Rimaniamo a Venezia per una buona notizia. Domani apre al pubblico a Venezia il piccolo ponte alla Giudecca. Il progetto, approvato nel 2022, ha visto un ripristino strutturale di restauro a seguito di un finanziamento da 250.000 euro ottenuto attraverso una raccolta fondi con numero verde solidale avviata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, dopo l'acqua a
alta del novembre 2019. Un rifacimento di com'era e dov'era, formato nella versione restaurata da 2 gradinate in muratura e dalla parte che attraversa il canale, costruita in travi di metallo, un intervento reso necessario anche per i segni della corrosione dati dal tempo, soprattutto nella sua parte metallica, e il conseguente lavoro di manutenzione sui gradini usurati, anch'essi da ripristinare. Dunque apre domani al pubblico a Venezia, lo ricordiamo, il piccolo ponte alla Giudecca. Ed ora invece torniamo a parlare di cronaca, lo facciamo in provincia di Treviso. Sesso e cocaina, il nucleo operativo dei Carabinieri a Treviso, coordinati dalla Procura, ha sgominato un grosso giro di prostituzione tra la Marca e il Veneziano, arrestata la maîtresse, una 35enne moldava, i clienti benestanti e insospettabili. Target dei clienti è medio-alto, quindi la tariffa era dai 150 ai 200 euro l'ora. Parliamo di professionisti, politici, di chi parliamo? C'è un identikit di questi clienti, la Treviso bene? Medio-alta, diciamo medio-alta. I classici insospettabili della Treviso, ma anche della Venezia Bene, disposti a pagare fino a 150-200 euro all'ora in cambio di sesso, erano loro i clienti abituali delle ragazze dell'Est, spesso giovani madri con problemi economici, reclutate da una donna 35enne di origini moldave, vera e propria maîtresse secondo gli inquirenti, intraprendente senza scrupoli, arrestata per aver favorito e sfruttato la prostituzione. A incastrarla una delle giovani ormai esasperata. Quando una ragazza ha chiesto il nostro aiuto e ha denunciato i fatti, per cui sono iniziate le attività investigative. Serratissime le indagini dei carabinieri del nucleo operativo di Treviso, coordinati dalla Procura. Il mercimonio partiva dal web. Praticamente la maîtresse, dopo aver reclutato le ragazze dell'Est Europa, le inseriva su dei siti web che poi lei stessa gestiva tramite le richieste che giungevano dai vari clienti. Scattava poi la seconda fase, quella dell'appuntamento con la 35enne moldava che gestiva quella che può essere definita la logistica del sesso a pagamento, che comprendeva anche delle strutture alberghiere nel veneziano. Diciamo che le ragazze stavano tutte in un appartamento qui alle porte di Treviso e poi dopo venivano portate nei luoghi del meretricio a richiesta dei clienti, che li conduceva proprio per l'appunto la maîtresse. E al sesso spesso si accompagnava la cocaina. A seconda delle richieste dei clienti che pervenivano alla maîtresse di procurare anche dello stupefacente nel caso in cui ne facessero richiesta proprio per avere una prestazione extra. La 35enne moldava si trova ora in carcere alla Giudecca, un segnale che va oltre il caso specifico. Faccio per l'appunto un appello di contattare i carabinieri laddove ci dovessero essere delle ragazze che si sentono costrette a fare questo tipo di lavoro e assoggettate da qualche protettore, di chiedere aiuto ai carabinieri. Rimaniamo nel trevigiano, hanno tentato di rubare alla colonnina accettazione banconote e carte di pagamento di un distributore di carburante lungo la Postumia a Motta di Livenza, ma i ladri, malgrado i ripetuti tentativi, non ce l'hanno fatta. Il fatto è accaduto nella mattinata di oggi, quando delle persone rimaste per il momento ignote hanno forzato la colonnina dei pagamenti. La ricerca operata dai carabinieri della compagnia di Conegliano hanno permesso di ritrovare il furgone utilizzato dai malviventi. Sono in corso ovviamente le indagini per identificare i componenti della banda. E torniamo a parlare di prostituzione, ma ci spostiamo nel Vicentino. Sgominato dalla Procura di Verona il racket di prostitute ed armi di una banda criminale che operava nel nord Italia. Lo sfruttamento della prostituzione avveniva anche a Vicenza e Padova.
Sfruttava le prostitute anche in alcuni appartamenti di Vicenza e Padova, la banda fermata da un'operazione congiunta della Polizia di Stato e Guardia di Finanza di Verona. 8 italiani residenti nella provincia scaligera sono stati oggetto dell'ordinanza di misure cautelari disposta dal GIP a seguito di 2 filoni di indagine paralleli promosse dalla Procura di Verona. 6 persone sono finite direttamente in carcere, 2 invece ai domiciliari dopo il blitz scattato simultaneamente ieri mattina all'alba. Tutti accusati di associazione a delinquere, violenza sessuale aggravata, truffa, ricettazione e detenzione d'armi. La banda avrebbe operato nel nord Italia anche in altre province tra l'estate del 2021 e la primavera dello scorso anno. Diversificate le attività criminali della banda, i finanzieri nel 2022 avevano avviato le indagini dopo un'operazione antidroga che aveva portato al rinvenimento di un traffico illecito d'armi. La Polizia di Stato invece è giunta a identificare gli stessi criminali attraverso un'indagine contro lo sfruttamento della prostituzione e la raccolta delle denunce delle donne sfruttate. Gli introiti incassati formalmente dalle stesse vittime attraverso carte prepagate a loro nome erano poi gestiti dai criminali. Nel Trevigiano, ieri l'udienza di convalida dell'arresto del 55enne di Preganzioli che si era barricato in casa con la moglie nella notte di mercoledì e giovedì scorsi. Il GIP ha concesso gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Arresti domiciliari nell'abitazione di un familiare e braccialetto elettronico. Stamane l'udienza di convalida del fermo del 55enne di Preganziol, protagonista mercoledì notte dell'episodio che ha tenuto con il fiato sospeso per tante ore un intero quartiere, dopo che l'uomo che deteneva in casa diverse armi si era barricato nell'appartamento con la moglie. Stamane il 55enne, difeso dall'avvocato Luigi Fadalti, ha raccontato la propria versione dell'accaduto. Ha reso la propria versione dei fatti, escludendo che vi sia stato mai un sequestro di persona. Il tutto, a suo dire, è stato ridimensionato in una discussione reciproca, accesa ma reciproca. Secondo l'uomo non si sarebbe trattato di sequestro di persona perché la donna avrebbe avuto accesso alle chiavi. Tanto è vero che la signora è uscita portando a spasso il cagnolino con le chiavi di casa. Era stata la stessa moglie, dopo un acceso diverbio, a chiedere aiuto telefonando alla figlia. Stavolta mi ammazza, avrebbe detto, facendo quindi scattare l'imponente operazione dei carabinieri, durata tutta la notte, fino a quando, al mattino, dopo continui contatti via messaggio con il carabiniere negoziatore, la donna era riuscita ad uscire di casa con la scusa di portare fuori il cane. Al termine dell'udienza il GIP ha convalidato l'arresto e, come richiesto dalla procura, ha concesso i domiciliari con l'imposizione del braccialetto elettronico. Continuiamo sempre con la cronaca, questa volta dal Veneziano, dove c'è stato un furto in un distributore. Approfitta dell'assenza del benzinai, tutti impegnati alle pompe o all'assistenza ai clienti, scende dall'auto, osserva bene la situazione del distributore, poi decide di entrare in azione. Sabato una stazione di rifornimento di carburanti ha subito a negozio aperto un furto di circa 2.000 euro in contanti. L'azione del malvivente è stata svelta e attenta attraverso le immagini della videosorveglianza, poi i gestori hanno rivisto tutta la scena del furto, potendosi dare una spiegazione del fatto che improvvisamente nel pomeriggio dal cassetto dei contanti fosse sparito tutto il denaro. Il video, che ha ripreso tutta la scena, e l'azione del malvivente è stata consegnata ai carabinieri del radiomobile di Venezia, che ovviamente ora hanno avviato le indagini per cercare di risalire a questo ladro. E continuiamo a parlare di furti, ma dal Vicentino, un fondo di sostegno per i commercianti vittime di furti e danneggiamenti. Il gruppo in Consiglio Comunale di Fratelli d'Italia ha presentato una mozione. Le ragioni del capogruppo Nicolò Naclerio. Se un comune non riesce a garantire la sicurezza e il commercio tranquillo ai suoi cittadini, è giusto che dia un sostegno concreto. Questa è un'iniziativa che abbiamo voluto portare avanti, confidiamo nell'amministrazione che la voterà all'unanimità in Consiglio Comunale. Per questo il gruppo di Fratelli d'Italia ha depositato una mozione in Consiglio Comunale per l'istituzione di un fondo straordinario per i commercianti vittime di furti e danneggiamenti. Troppo spesso nei giorni scorsi si è assistito al pesante danneggiamento degli esercizi commerciali, dalle spaccate di vetrine e serrande alle serrature. Per magri bottini danni di migliaia di euro. I criminali sembrano non farsi più tanti scrupoli e procedono a tappeto. A pagare il conto salato non solo psicologico ma soprattutto economico
economico sono i cittadini, a loro va offerto un sostegno. Sì, qualsiasi tipo di danno, dalla vetrina, dalla finestra, dalla porta d'ingresso del locale, qualsiasi tipo di danno, chiediamo che il Comune dia loro un sostegno concreto, perché crediamo che una città senza negozi e senza vetrine sia una città morta e pericolosa. È un sollecito che avete ricevuto dei stessi commercianti? Siamo in contatto con l'associazione commercianti ovviamente, ma siamo a contatto anche con tutti i cittadini che ci chiedono un segnale forte. Convergeremo con loro e cercheremo di capire quale sia il significato e quale sia la maniera migliore per dare loro voce. L'intenzione è proprio quella di riconoscere il particolare ruolo sociale dei negozi che presidiano il territorio comunale. I commercianti, oltre a tenere viva una città, sono i primi contribuenti che aiutano le casse del bilancio comunale a chiudere a fine anno. Quindi è un importante segnale che diamo non solo ai commercianti ma anche ai cittadini stessi di unità. Cosa pensi? È fiducioso che possa essere raccolta questa iniziativa, possa essere considerata bipartisan? Questa è la nostra proposta, confidiamo che trovino il sistema tecnico per portarla avanti. Ed ora andiamo invece in provincia di Trieste perché c'è una svolta nella rapina al tassista e anche in quella del supermercato, perché potrebbero essere collegate tra loro queste due rapine. Su questa ipotesi sta indagando la polizia. Intanto ai microfoni di Tele4 parla il tassista rapinato nella notte fra giovedì e venerdì. Sentiamo. Sono rimasto logicamente, non mi aspettavo, da 24 anni che faccio questo lavoro. Non mi era mai sentito di cogliere, insomma, è successo altre cose, tutto, ma a me per fortuna, insomma, qualche ubriaco, qualche cosa, qualche gente che non voglio pagare, qualche, insomma, capita sempre qualcosa, no? Prende il via da questa constatazione il racconto del tassista rimasto vittima di una rapina giovedì scorso attorno alle 23. La vicenda inizia al posteggio di Largo Pestalozzi. Il rapinatore dapprima chiede fino a dove può arrivare con 5 euro. Quindi, stante che con quella cifra, essendo in vigore le tariffe notturne, non sarebbe potuto nemmeno partire, porta la cifra a 10 euro per essere condotto in zona Burlo. Sono salito in macchina, siamo partiti e appena scavalcata la rotatoria che c'è sul lago Pestalozzi, già assieme alla rotatoria, mi ho messo il coltello tra i due, non mi sono neanche accorto che avevo messo del coltello, no? Ho messo la mano con il coltello tra i due sedili, no? verso di me, mi ha fatto vedere praticamente il coltello, no? E io ho detto non è uno scherzo, questa è una rapina, non voglio fare del male, però questa è una rapina. No? Il racconto a 2 giorni dall'accaduto è tranquillo, ma si percepisce ancora, se non la paura, di certo l'emozione. Sono andato con la macchina un po' più avanti e ho detto insomma di star calmo, no? E tutto, e mi sono fermato davanti alla chiesa dei Salesiani, ho aperto il portafoglio e gli ho consegnato l'incasso, non l'incasso, il fondo cassa perché avevo cominciato a lavorare, avevo fatto la seconda, quella era la terza corsa che avevo, quindi avevo il portafoglio 110 euro circa, no? Gli ho consegnato tutti i soldi che avevo nel portafoglio e ho aperto la porta e se n'è andato. Arzignano rafforza la vigilanza di piazze e vie del centro con guardie giurate. A spiegarne la motivazione il vice sindaco ed assessore alla sicurezza Enrico Marcigaglia. Con il sindaco di Alessio Bevilacqua abbiamo valutato e deciso di potenziare ulteriormente la vigilanza del centro città, delle piazze, dei corsi. Perché? Perché alla domenica abbiamo valutato, specialmente la sera, con l'inizio e l'arrivo della bella stagione, aumenterà nuovamente il flusso di famiglie e bambini. Ecco quindi che abbiamo voluto una presenza fissa, costante, attraverso l'utilizzo di una guardia giurata, per garantire il presidio e un controllo finalizzato ad aumentare la sicurezza di tutti i cittadini. Ne abbiamo parlato anche nei nostri telegiornali, la sosta selvaggia dei monopattini elettrici. Dunque
La sosta continua ad essere un problema in tutte le città italiane, ma le iniziative avviate sul territorio per educare gli utilizzatori di tali mezzi di trasporto ed evitare usi impropri da parte degli utenti hanno dato i loro frutti, abbattendo il tasso di recidiva dei comportamenti illeciti. Lo affermano Dotte Consumerismo No Profit, che contro il fenomeno del parcheggio selvaggio dei monopattini elettrici hanno avviato lo scorso anno a Milano, Roma e Padova un innovativo progetto denominato Consumerismo Monitor. Nelle 3 città dove è partita la sperimentazione, a fronte di quasi 11.000 parcheggi scorretti che hanno portato all'invio di un alert sugli smartphone degli utilizzatori dei monopattini, DOT ha elevato 1.364 sanzioni, tasso di recidiva con 2 infrazioni al 12,4%. Questi dunque i numeri dimostrano come il progetto abbia prodotto degli effetti sperati, portando migliaia di utenti del monopattino ad acquisire maggiore consapevolezza circa le corrette modalità di parcheggio dei mezzi. Ed ora invece parliamo di infortuni, di incidenti sul lavoro, della sicurezza sul lavoro. I morti nei cantieri edili sono in aumento, la CGA lancia l'allarme: tra i lavoratori deceduti cresce il numero di quelli non inquadrati con il contratto edile e quindi senza i corsi di formazione obbligatori sulla sicurezza. Cadute di lavoratori dall'alto, cadute di oggetti e carichi, perdita di controllo dei mezzi. Dopo il Covid, i morti sul lavoro nei cantieri veneti sono tornati a crescere. L'anno scorso, a livello nazionale, i decessi sono stati 1.041 e dopo i 172 della Lombardia ci sono i 101 infortuni mortali del Veneto. Anche alla luce di quanto accaduto a Firenze, secondo l'ufficio studi della CGA di Mestre, è verosimile ritenere che lavoratori in cantiere per realizzare impianti elettrici, idraulici e di altro genere si trovino a volte anche ad eseguire mansioni di natura strettamente edile, senza disporre del corretto inquadramento contrattuale. Una tendenza che consentirebbe alle imprese di risparmiare sul costo del lavoro. In Veneto questa tendenza non sembra molto diffusa e si avverte solo in provincia di Venezia e di Verona. In pratica, chi si infortuna o muore all'interno di un cantiere è sempre più spesso un lavoratore a cui non si applica il contratto dell'edilizia, ma quello dei metalmeccanici. Questi ultimi sono lavoratori che, a differenza dei colleghi degli edili, non sono obbligati a sostenere un'adeguata formazione sulle misure di prevenzione da tenere in questi luoghi, soprattutto in quelli dove c'è la compresenza di più imprese. I dati disponibili non consentono di sapere quante imprese edili in Veneto applichino il contratto metalmeccanico anziché quello edile, ma secondo la CGA appare evidente che nei cantieri accedano comunque troppi addetti che non hanno ricevuto un'adeguata formazione in materia di sicurezza sul lavoro. È necessario monitorare attentamente questo fenomeno, sia per evitare nuove tragedie, sia per non consentire alle imprese scorrette di ricorrere a questo escamotage per risparmiare sul costo del lavoro. E continuiamo a parlare di lavoro. Tensioni tra Ronel e Callista mettono a rischio 350 posti di lavoro alla Speedline di Santa Maria di Sala. La Speedline di Santa Maria di Sala è attualmente al centro di una situazione critica che minaccia il futuro di 350 lavoratori. Le tensioni sono esplose durante un incontro presso il Ministero lo scorso 22 febbraio, dove rappresentanti sindacali della CISL e della CGIL hanno evidenziato le problematiche tra la società uscente Ronald e quella entrante Callista. Il rischio vero è che il rapporto tra questi due grandi player possa mettere in discussione l'impianto dell'accordo sindacale stipulato da FIM e FIOM durante la vertenza Speedline. Le accuse di ostruzionismo da parte della Ronald si concentrano sul mancato rispetto degli impegni riguardanti il trasferimento di risorse alla Callista. Questi includono l'erogazione della dote al fondo tedesco Callista, il trasferimento del magazzino, dei servizi e il pagamento della seconda parte della dote, afferma il sindacato. L'incertezza sull'effettivo accordo e il rispetto degli impegni da entrambe le parti pongono in seria difficoltà i lavoratori di Speedline, il cui futuro è ora in bilico. Abbiamo chiesto che ci sia un impegno molto serio di Ronald a rispettare quanto sottoscritto nei patti con il fondo Callista e abbiamo chiesto che queste risposte vengano date nell'immediato, entro brevissimo tempo, perché
Per noi questo è fondamentale per ricostruire il futuro industriale del sito. La mobilitazione sindacale e l'attenzione delle istituzioni sono focalizzate sul trovare una soluzione che possa garantire la continuità dell'azienda e la salvaguardia dei posti di lavoro in una fase di grande incertezza economica. Ed ora ci fermiamo qualche istante di pubblicità. Siamo tornati in studio, in diretta, andiamo a Verona dove c'è stato l'incendio di un tetto e di un edificio in via Mazzini con pompieri e al lavoro, momenti di tensione tra turisti e passanti della domenica mattina dove sono arrivati i vigili del fuoco con l'autoscala e tutti i mezzi necessari per spegnere un incendio che si è sviluppato sulla copertura di un edificio all'altezza dell'incrocio con via Quattro Spade che si trova proprio nel cuore di Verona, un intervento che è ancora in corso. Ed ora invece la storia di un papà che da anni entra in ZTL. Siamo a Padova per prendere i figli a scuola, da sempre lo fa qualche minuto prima dell'orario consentito, ma ora senza preavviso da settembre sono scattate le multe che stanno arrivando in questi giorni, decine di contravvenzioni, siamo a quasi 3.000 euro. La storia è quella di un papà che, autorizzato dalla polizia locale a entrare in auto nella ZTL per prendere i figli a scuola, da anni attraversa il varco di via Vescovado con qualche minuto di anticipo, 4, 5, 10 minuti al massimo, senza essere multato. A settembre però ecco la svolta. Lui non lo sa, ma la telecamera lo immortala regolarmente, 5 giorni alla settimana, senza avere più tolleranza. Ma Gianluca Boldrin lo scopre solo 3 mesi dopo, quando iniziano ad arrivare le contravvenzioni, circa 100 euro all'una e sono già quasi 30, con un'altra ventina attese in questi giorni. Saranno quasi 5.000 euro, una cifra che toglie il sonno. Fino agli anni scorsi addirittura qualche anno c'è stato addirittura un anticipo di orario alle 15.30 che andava benissimo, dopodiché si è lasciato un po' di margine di entrare, anche perché non è possibile fermarsi se si arriva in anticipo in queste strade, bisogna per forza passare altrimenti si blocca il traffico. Invece da poco prima di Natale è la brutta sorpresa che i 5-10 minuti di anticipo al massimo che ci possono essere stati non sono più accettati, per cui da 3 mesi a questa parte, tutti i 3 mesi che sono passati dall'inizio delle scuole, sono praticamente tutti i giorni con una multa e adesso stanno arrivando man mano. Altri potrebbero essere i genitori nella stessa situazione. Lui sa che rimanendo fermi alla norma è in torto e deve pagare. Si aspettava almeno di essere avvertito dell'improvvisa tolleranza zero e lancia un appello all'amministrazione: pagare alcune delle multe, che lui in centro non va a fare shopping o a bere l'aperitivo, ma entra ed esce dalla ZTL i pochi minuti che servono per prendere i figli a scuola. Al Comune chiedo, intanto un po' di buonsenso, magari di risistemare l'orario e trovare un orario magari un pochino più consono qualche minuto prima dell'anticipo. Dopodiché, sapendo perfettamente di essere stato in torto, perché così, di magari trovare un accordo per pagare una parte delle sanzioni che sono state giustamente date, però con le altre trovare tornare con un minimo di elasticità mentale. Vi presento invece subito gli ospiti che ci hanno raggiunto qua in studio. Parleremo di donne e di un progetto importante. Intanto subito Mirko Casteller, psicoterapeuta, buongiorno. Buongiorno, grazie dell'invito. E Paolo Roma, presidente della conferenza dei sindaci dell'US2, buongiorno. Buongiorno a tutti. Parliamo del progetto Uelapa, un progetto che riguarda le donne. Assolutamente sì, è uno dei 4 progetti approvati all'interno della direttiva regionale E-Pari, è partito ormai da 3-4 mesetti, abbiamo lanciato la prima iniziativa direttamente in provincia, presso la provincia di Treviso, e ha come obiettivo cercare di creare un modello di integrazione di quelle donne che hanno le difficoltà sanitarie, che spesso nell'ambito lavorativo trovano degli ostacoli non indifferenti. Il coinvolgimento, abbiamo almeno 17 partner, tra i quali anche l'Università di Padova, con la quale stiamo collaborando per dare uno sviluppo a questo modello diverso, integrativo, perché abbiamo notato esserci un vuoto anche nel giuslavorismo, soprattutto per quelle donne che magari ammalate, nel caso nostro con la presenza anche di un'associazione importante, Amiche per la Pelle, nel territorio, di patologie oncologiche. Quindi cerchiamo un modello nuovo. Ecco, vogliamo spiegare, è rivolto a quali donne? Cioè, si diceva in difficoltà
Quindi in che senso? Sì. Allora, è rivolto intanto ai 17 partner che sostengono il progetto e quindi direttamente ai loro soci e ai loro utenti, e poi a tutte quelle donne che oggi vivono le difficoltà in ambito sanitario e spesso hanno difficoltà a integrare l'ambito lavorativo, le problematiche della famiglia e anche la problematica della salute, che in alcuni casi può presentarsi anche come un'opportunità di cambiamento della vita, ma il più delle volte diventa limitativo in ambito lavorativo. Quindi noi stiamo facendo una sperimentazione con dei gruppi ristretti di donne, segnalati poi anche all'interno dei vari partner, dove cercare di creare un modello che inciderà direttamente nella contrattualistica, non solo di primo livello nazionale, ma anche quella territoriale, con l'obiettivo di riuscire a dare maggiori spazi e maggiore qualità della vita a queste donne all'interno dell'ambiente famiglia-lavoro, perché oggi è sempre di più integrato nei due aspetti. Quindi è partita questa sperimentazione, Assolutamente come sta andando? sì. Sta andando bene, direi molto bene, abbiamo già fatto una decina di incontri sia con l'ambito universitario che nel territorio e abbiamo notato anche una forte partecipazione da parte di coloro che fanno parte dell'indotto poi di queste donne, di queste istituzioni nel territorio. Quello che ci aspettiamo in futuro, perché il progetto dura circa 2 anni, quindi finirà nel 2025, di arrivare a poter consegnare anche alle parti sociali, quindi alla contrattazione nazionale, un modellino che possa essere integrato a livello territoriale. Ecco, come rispondono? Perché insomma anche dal punto di vista lavorativo, giusto, come rispondono le donne? Beh, a noi abbiamo trovato un vuoto, questo sì, e quindi stiamo cercando di riempirlo con una prima fase di sperimentazione. Rispondono molto bene, cioè la necessità c'è, si sente molto la necessità di avere un supporto, di avere un sostegno, perché il più delle volte, nonostante le agevolazioni che comunque sono state raggiunte negli anni, sono sole, si trovano sole, e una madre, comunque una donna appartenente a una famiglia, il più delle volte quando si ammala crea un'instabilità non solo di carattere economico, come può averlo l'uomo nella relazione con la malattia, ma purtroppo crea un'instabilità della famiglia stessa. A questo progetto ecco. sì, Associazione Comuni ha dato il proprio patrocinio proprio perché è legato anche a questa apertura del progetto anche ai ragazzi e ai giovani, e quindi in particolare la fascia anche dei ragazzi di 18 anni di cui appunto hanno potuto fare un'esperienza proprio legata a questo con appunto la parte di Erasmus europea, quindi hanno avuto l'opportunità proprio attraverso questo progetto di vedere anche altri contesti lavorativi anche in altri stati per vedere come avviene questa integrazione. È un progetto che è stato patrocinato anche da diversi soggetti, tra cui anche l'azienda sanitaria, anche la conferenza dei sindaci, proprio perché in una situazione in cui la donna lavoratrice ha già a livello dal punto di vista pubblico un contratto collettivo nazionale del lavoro che diciamo permette anche di poter avere delle specificità diverse rispetto alla parte privata. Lo ricordo perché poi fa sempre la differenza chi è il dirigente poi che vede anche le varie richieste, perché il contratto collettivo nazionale mette anche ulteriori opportunità, per esempio la banca delle ore che può essere anche utilizzata in questi casi, ma dipende sempre da come poi viene attuato proprio all'interno della norma. Dall'altra parte sicuramente diventa un'opportunità proprio per capire come anche su diverse sfaccettature, in questo caso con delle donne che si trovano temporaneamente in una situazione di difficoltà, ma che anche tutto l'ambiente lavorativo dove lavorano e quindi anche i colleghi possono in questo caso tra virgolette avere un aspetto di mutualità, quindi aiutarsi tra di loro proprio per ricreare quella squadra attraverso la quale chiaramente non solo dal punto di vista privato e quindi imprenditoriale, ma anche dal punto di vista pubblico diventa fondamentale. In questa progettualità anche l'averla aperta proprio agli istituti scolastici, anche a tutto quel mondo che riguarda anche i centri di formazione professionale, perché è chiaro che serve proprio instaurare una cultura anche rispetto alle pari opportunità, che nasce anche sensibilizzando attraverso i ragazzi anche nella propria attività. Questo progetto chiaramente ha avuto l'opportunità proprio per 2 dei nostri ragazzi del servizio civile dell'Associazione Comuni di fare questa esperienza per vedere queste buone pratiche anche in Europa, che è stata resa possibile grazie a questa progettualità, e quindi anche loro adesso rientrati proprio all'interno del loro contesto dove stanno svolgendo attualmente il servizio
servizio civile avranno l'opportunità di avere dei dati e di darci delle restituzioni per poi metterli a disposizione del progetto. Ecco, per far capire un po' insomma alla gente, perché magari questo progetto non è insomma magari facile da far capire, come si sviluppa in pratica questo progetto? Allora, intanto per noi è stato strategico il coinvolgimento dell'Associazione dei Comuni, perché questo ci permette, ringraziamo ancora una volta la Presidente, il Sindaco Paolo Roma, perché questo ci ha permesso l'asseminazione territoriale. Il capofila del progetto è Manpower, che è uno dei 4 capofila dei progetti a Treviso. Materialmente noi che cosa stiamo facendo? Allora, prima di tutto stiamo studiando quelli che sono i modelli di contrattualistica nazionale. Sono state coinvolte 4 borse di studio, 4 ricercatori che cercano di monitorare attraverso il campionamento del rapporto con le imprese, ma soprattutto con le lavoratrici nel territorio, quelli che sono i maggiori elementi sensibili. Alla fine uscirà una sintesi di questo progetto e inciderà direttamente nelle politiche del lavoro a livello regionale, comunque nella contrattazione di secondo livello. Perché questo? Perché sempre di più si sta passando da una logica salariale a una logica di welfare. Ormai il rinnovo della contrattazione collettiva a livello regionale, quindi quella di secondo livello, vede sempre di più ingrediente di welfare, coniando addirittura nuovi termini. Si passa da salario a welfario. Il welfario rappresenta una nuova nomenclatura che si sta strutturando nel territorio, dove la gente ha bisogno di qualità della vita, benessere, salute e anche un po' di tempo libero. Quindi alla fine noi arriveremo ad avere una matrice che può essere applicata nella contrattualistica collettiva. L'importanza di questi progetti? Sicuramente è un'opportunità per il territorio, perché fare rete e mettere in rete un'opportunità di questo tipo permette anche agli stessi enti locali chiaramente di avere delle persone proprio nel proprio territorio che possano partecipare a questa progettualità. Dall'altro lato, come dicevo, anche l'apertura ai ragazzi e quindi anche a formare una consapevolezza nei ragazzi e anche a degli giovani studenti che poi frequenteranno anche l'università e potranno anche scegliere rispetto alle varie facoltà anche come professionalizzarsi anche rispetto a queste opportunità che il dottor Casteller prima evidenziava, proprio legate al welfare e quindi anche alla propria comunità. E sicuramente dall'altra parte l'opportunità data proprio in questa progettualità, che si è distinta per l'attenzione proprio al sociale, di entrare proprio nel vivo anche di persone disoccupate o inoccupate che si trovano in situazioni magari collegate anche a una malattia o naturalmente a una situazione particolare, a un periodo particolare della propria vita, nella quale chiaramente anche sotto il punto di vista della fragilità sanitaria non possono ovviamente arrivare a determinate situazioni. Ricordo che anche l'avvicinarsi alla parità di genere non è chiaramente una cosa che anche per i ragazzi possa essere, diciamo, studiata dai libri di scuola, ma provando a vedere anche all'interno di questa progettualità, anche per la parte europea come anche negli altri stati ci si pone, credo che possa sviluppare anche delle strategie territoriali anche per i ragazzi ed implementare insomma anche quell'opportunità di vederli anche protagonisti, perché no, anche in un terzo settore, dove chiaramente vede attualmente nel sociosanitario una necessità anche della loro presenza e anche una certa professionalità anche nell'apertura anche a diverse opportunità lavorative anche legate chiaramente a questi percorsi esperienziali che grazie a questo progetto possono essere fatti. Io prima di continuare a parlare di questo progetto, scusate perché è arrivata una notizia in questo momento in redazione di una lite in famiglia avvenuta a Vicenza, che è finita con l'accoltellamento di un ragazzo di 22 anni ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale San Bortolo di Vicenza. L'aggressione su cui stanno indagando, su cui si stanno svolgendo le indagini dei carabinieri, è avvenuta in un'abitazione di via 2 Giugno a Due Ville. Sono stati i vicini di casa a chiamare i soccorsi, i medici del SUEM sono arrivati sul posto, hanno stabilizzato il giovane che è stato portato in ospedale. Nel momento si procede con l'accusa di tentato omicidio, quindi vi ripeto, una lite in famiglia che è terminata purtroppo con l'accoltellamento di un ragazzo di 22 anni che si trova davvero in pericolo di vita, in gravissime condizioni all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Le indagini da parte dei carabinieri di Vicenza che stanno procedendo con un'accusa di tentato omicidio. Un ennesimo fatto di sangue purtroppo nella nostra regione, ne abbiamo visti davvero tanti in questo periodo, poi magari ne parleremo anche. Giovanissimi, non riusciamo più a tenere conto proprio di questi fatti
Quello che emerge è anche la difficoltà. Stavamo parlando di un progetto positivo, dando un segnale, e ancora una volta queste iniziative, che è da riconoscere l'attivismo della Regione, dell'assessorato di riferimento, che è l'assessorato dell'assessore Donazzan, e dell'attività che sta facendo la Regione in un progetto che ha lanciato, che è Equamente, attraverso la struttura operativa partecipata che è Veneto Lavoro, però vedete come ci sia difficile riuscire a sostenere, perché abbiamo questa forma di aggressività che continua a perpetuarsi con l'ennesimo caso che abbiamo visto in questa occasione qua. Quindi il progetto ha l'obiettivo di continuare a dare segnali positivi. Io penso che la società oggi abbia una forte responsabilità a tutti i livelli istituzionali e anche operativi per cercare di rimanere sulla positività, perché i segnali di negatività ogni giorno ci coinvolgono. I sindaci, e quindi abbiamo la presenza, sono gli elementi distintivi, la barriera attraverso la quale con 1000 difficoltà noi riusciamo a monitorare questi fenomeni, e vanno valorizzati e riconosciuti anche nella continuità operativa nel momento in cui hanno sviluppato elementi positivi negli anni precedenti. Perché oggi quello che noi non possiamo avere è l'instabilità dei punti fermi. L'assenza di punti fermi porta a derive ancora una volta come queste. Sarà interessante poi analizzare gli elementi che hanno portato a quell'azione lì. Ecco, noi parliamo sì di progetti positivi che riguardano le donne, ma non solo, insomma, ma tanti anche le iniziative, ne abbiamo parlato veramente spesso, che coinvolgono anche i giovani, i giovanissimi. Tanto stanno facendo i comuni proprio per arginare quello che è un fenomeno che ormai, insomma, di cui si parla davvero tutti i giorni, con le baby gang, anche se a qualcuno non piace questo termine, però purtroppo tali sono a volte, e fatti li abbiamo visti, ne abbiamo denunciati davvero tantissimi, di casi di bullismo, ragazzine che vengono picchiate, insomma una situazione che sta davvero facendo preoccupare non poco, e progetti, Paola, ce ne sono davvero tanti anche per i giovanissimi. Sì, dobbiamo poi andare anche a vedere i vari step e dove anche ci sono le risorse che poi vengono messe nel territorio, sia da parte di tutti quei fondi che da parte del Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro vengono dati agli ambiti territoriali sociali per sviluppare una primissima progettualità su questo settore. Poi abbiamo anche tutti quei fondi che invece vengono dati da parte della Regione del Veneto ai comuni, proprio per realizzare sempre a livello territoriale delle progettualità sempre in interventi di prevenzione, e poi quelli che ogni singolo comune, che chiaramente conosce la propria specifica realtà territoriale, mette in campo e mette insieme. Credo che a livello di interventi proprio in prevenzione, a livello di educativa di strada, a livello anche di interventi puntuali anche all'interno delle scuole, perché ricordo gli spazi di ascolto, che sono momenti proprio dati da parte dei comuni ai ragazzi perché possano trovare anche loro una risposta rispetto a questo, ma credo che sia fondamentale anche in questo momento lavorare proprio sulla parte dei genitori, e cioè sulla consapevolezza anche del genitore della situazione in cui ovviamente può capitare che un ragazzo abbia un momento di difficoltà, ma che poi trascenda in altre situazioni. Dobbiamo sicuramente intervenire poi successivamente, poi a livello di comunità. Questo perché c'è prima una parte chiaramente che non può essere che del genitore, e poi ci siamo anche noi, le istituzioni, la scuola, la comunità, perché ripeto, anche la comunità che si accorge di determinate situazioni tante volte chiama i sindaci, chiama i nostri servizi, eccetera. Però credo che in situazioni come queste ci sia veramente da ripartire naturalmente da quello che è anche il contesto in cui il ragazzo vive, e soprattutto poi anche con il rispetto dei propri compagni. Io credo che anche una forte attività che i comuni stanno facendo è anche quella legata al cercare di dare delle opportunità perché non sia più, anche all'interno degli istituti, si passi da classe a gruppo, perché è una cosa fondamentale, perché ci si sente appartenenti a una stessa chiaramente situazione identitaria, e che, ricordo chiaramente, abbiamo necessità che tutti e chiunque di ognuno di noi possa chiaramente dare quel tipo di segnale e dire a qualcuno c'è una situazione, proprio perché chiaramente si possono fare tantissimi interventi di prevenzione, ma è sempre necessario che chi è vicino al ragazzo per primo anche attivi tutto un insieme di situazioni. Quindi credo che
questo vada proprio preso a livello di comunità. Di questi progetti anche all'interno dei nostri piani di zona che la Regione del Veneto, l'assessore Lanzarini ci ha inviato proprio per l'invio proprio che arriverà nei prossimi giorni, è proprio legato a degli interventi anche puntuali e precisi che con l'azienda sanitaria siamo andati a fare e siamo anche andati ad intervenire con una cosa strutturale che riguarda proprio anche un rapporto diretto con i genitori e con i ragazzi, che viene dato attraverso proprio la parte della parte infanzia e adolescenza, che segue questo all'interno dei nostri consultori, ed è un progetto che si chiama Ti Ascolto, e questo permette anche a livello strutturato e strutturale proprio di intervenire anche rispetto a questo. Però ripeto, si deve partire sempre dalla base, ricordando che ognuno di noi però ha un ruolo fondamentale all'interno di una comunità. Ecco, il fatto di cui parlavamo prima del ragazzo che è stato accoltellato è successo intorno alle 9:30 all'interno di una villetta, quindi è stata proprio una lite familiare e ovviamente i contorni non si conoscono ancora, la notizia è davvero molto fresca, ci sono gli accertamenti da parte dei carabinieri che ovviamente si sono precipitati nell'abitazione del giovane. L'unica cosa purtroppo certa è che il 22enne è in gravissime condizioni, in condizioni molto serie, in codice rosso, ed è stato portato al San Bortolo di Vicenza. Poi ovviamente cercheremo di dare ulteriori notizie rispetto a questo ennesimo fatto di sangue. Parlavamo di giovani, di giovanissimi che sono sempre al centro di reati. L'abbiamo visto proprio di recente, un 17enne che è stato fermato dai carabinieri di Treviso, sarebbe il sempre presunto responsabile di un omicidio, quello di Paderno del Grappa, in contorni che si stanno ovviamente ricostruendo in questo momento. Domani fra l'altro ci sarà proprio l'interrogatorio di garanzia del minore e contorni che sono difficili in un mondo della prostituzione, in un mondo molto difficile. Un ragazzo che però è di una famiglia tranquilla, di una famiglia benestante, di una famiglia che mai probabilmente avrebbe pensato di trovarsi in una situazione del genere. Questo è un altro dei casi che fanno discutere, che preoccupano. Come è possibile che un genitore non si sia accorto, eppure così è stato, insomma. Effettivamente, se noi l'intervento del sindaco Paolo Aroma siamo passati da una logica di parità, che a mio avviso deve essere sempre meno un problema di genere ma di competenze, a una prevalenza di equità, e qui il tema è proprio l'equità. Se noi osserviamo queste forme aggressive, primo, non ci sono degli anticorpi naturali, sociali che ci tutelano, nemmeno le famiglie, tra virgolette, per bene o meno stereotipate per bene sono un elemento di garanzia. Ma nel contempo sottolineo un aspetto: l'aggressività stimola aggressività. E quindi recentemente abbiamo visto fenomeni di carattere nazionale, giustificati probabilmente in termini di contenimento dell'ordine pubblico, però nei giovani, in modo particolare negli adolescenti e preadolescenti, sono comportamenti imitativi, perché sono comportamenti di forza, sono comportamenti modelli che vengono rappresentati fortemente nella rete, e quindi il rischio è che poi vengano replicati nel territorio. Questo è un elemento che va tenuto in considerazione a chi ha ruoli decisionali e istituzionali, perché ci sono menti che non sono ancora complete e rischiano di avviare più facilmente processi imitativi che non coscienza, autolimitazione morale e etica, come può succedere negli adulti. Perciò le famiglie, nessuna famiglia oggi è sicura. È vero che però gli elementi fondamentali costruiti nel tempo in termini di principi di etica del bene e del male, del confine tra il bene e il male, aiuta questi giovani a comprendere che la vita probabilmente è fatta dei no che dici fino a 20 anni e non dei sì che dici fino a 20 anni. Cioè, quindi educare probabilmente vuol dire togliere e non dare sotto molti aspetti, anche se questo abbiamo visto nel coinvolgimento delle iniziative con le scuole che stiamo facendo anche recentemente nell'area della sinistra Piave, abbiamo visto che porta a frustrazione, e spesso sono i genitori che non tanto i figli, sono i genitori che non sono pronti a togliere qualcosa ai figli, considerando il figlio quasi come un semidio che deve essere in tutti i modi protetto e tutelato. Va benissimo finché si rimane nel contesto familiare.
La società è altro, la società non è un luogo protetto come la famiglia, la società è un luogo di sperimentazione, ognuno di noi si confronta. Quindi gli elementi, gli anticorpi naturali che possono essere percepiti come elementi distintivi della famiglia per bene stereotipata non sono sufficienti per poterci tutelare un fenomeno del genere. Paola, l'abbiamo detto, tanto si fa, ci sono vari progetti, però insomma vediamo che la situazione è sempre più difficile, non tutti i ragazzi sono così, non tutti i minori sono così, ci mancherebbe anche altro, questo va detto, però identificati anche sempre stamattina i responsabili di un'altra rissa avvenuta davanti a un istituto di Treviso, insomma si parla sempre di minori, di minorenni, di quindicenni, di sedicenni, insomma Sì, io credo che anche quando prima dicevo proprio il ruolo anche di attivatore all'interno anche della parte scolastica è fondamentale, perché non possiamo chiedere agli insegnanti di fare un ruolo che non compete a loro. È fondamentale quelle figure come gli educatori, come tutte quelle attività che vengono fatte anche legate all'educativa di strada proprio per recuperare i ragazzi, però dall'altra parte abbiamo la necessità, e stiamo vedendo che anche i provvedimenti nazionali stanno andando verso questo, di permettere ai ragazzi di poter accedere a questi servizi, perché ricordo che senza l'autorizzazione del genitore il ragazzo non può venire presso lo spazio di ascolto e naturalmente poter esprimersi e trovare un luogo protetto dove trovare una persona competente dall'altra parte che chiaramente ha la funzione di aiutarlo ed eventualmente di segnalare i nostri servizi per dare un ulteriore supporto proprio per professionalità che lavorano all'interno di questo. Credo che sia per questa parte che anche per quei provvedimenti che vanno anche ad inasprire situazioni di pene, perché è chiaro che c'è anche un'altra parte che riguarda questo tipo di intervento, è chiaro che è un chiaro messaggio dal territorio. Concordo col dottor Casteller che ognuno di noi negli atteggiamenti che ogni giorno ha una situazione di aggressività, è chiaro che dà anche ognuno di noi un esempio sul territorio e questi esempi vengono percepiti chiaramente dai ragazzi in una determinata modalità proprio come atti anche emulativi, e quindi se è concesso allora è chiaro che l'atto emulativo poi esce in questa situazione. Quindi credo che ognuno di noi abbia poi una propria responsabilità personale proprio anche rilevata questa situazione che si sta verificando. Volevo poi invece però aggiungere anche un dato positivo rispetto ai ragazzi che riguarda per esempio il servizio civile, e che nella fascia 18-28 anni, grazie a un lavoro veramente fatto territorialmente, ricordo che Associazione Comuni ha coprogettato questo con Confcooperative Treviso Belluno, il CSV e tutta la parte del volontariato, siamo riusciti ad avere su 182 progetti 380 candidature di ragazzi, quindi questo sicuramente è un ottimo risultato per il nostro territorio in controtendenza e che ci fa anche sperare che quella famosa idea anche che si aveva del servizio civile è un'idea che chiaramente è stereotipata, perché il volontario che si occupa nelle varie tematiche, istruzione, ambiente, biblioteche, ma anche tutta la parte legata alla cultura, ha chiaramente un ruolo fondamentale nei comuni. Noi abbiamo tanti dei nostri ragazzi che poi partecipano al concorso e vanno a lavorare dentro l'ente locale, quindi credo che anche dare fiducia ai ragazzi rispetto anche a un anno, perché il servizio civile dura un anno ed è un anno in cui anche il ragazzo può prendere più consapevolezza di quale strada anche attivare nel proprio percorso, credo sia fondamentale anche questo dato che ovviamente è in controtendenza e che ci fa sperare anche che questi ragazzi siano sicuramente dei cittadini attivi nel proprio territorio e che anche quella parte volontaristica abbiano a cuore il proprio territorio e poi siano poi gli amministratori che si prendono in mano poi tutto quello che si sta facendo sul territorio, si sentano anche loro gli attori attualmente nel territorio. Siamo arrivati quasi al termine. Sottolineo l'aspetto clinico di quello che stava dicendo il sindaco, perché è nel vuoto dell'impegno mentale che si crea la patologia. Finché i figli o i ragazzi sono impegnati in una sorta di responsabilità, anche se percepita sotto alcuni aspetti probabilmente limitativa o opportunistica, diventa un contenitore, cioè si tende a contenere lo sviluppo di alcune patologie. Ad esempio, le forme psicotiche gravi avvengono principalmente in una situazione di vuoto di responsabilità. Quindi questo è un segnale molto chiaro. Dobbiamo anche dire che le strutture oggi
vuoi per questi fenomeni che sono in crescita esponenziale, anche sanitari, in modo particolare l'ULSS di Treviso, hanno attivato un sistema di monitoraggio a cui le famiglie si possono rivolgere direttamente. Quindi se ci sono segnali, parlatene anche col medico di base, insomma, che potete avere vicino, le strutture ci sono per aiutare queste famiglie. Io ringrazio davvero, siamo arrivati al termine. Mirko Castellari per essere stato con noi, ringrazio Paola Roma, grazie. Insomma due volti che ormai conosciamo e che speriamo di avere ancora qui con noi. Adesso ci sono le previsioni del tempo, poi il film Il diavolo alle 4. Io vi ringrazio davvero per averci seguito, l'appuntamento con la prima edizione ovviamente per domani. Grazie, arrivederci. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Temporanea tregua dalla pioggia, poi lunedì ancora maltempo. Previsioni intanto per domenica 25 febbraio. Sul Veneto avremo nubi irregolari alternate a schiarite, anche ampie, precipitazioni generalmente assenti in pianura, saranno ancora possibili dei piovaschi invece sulle zone pedemontane e montane. Temperature stazionarie o in lieve locale variazione, minime tra 3 e 7 gradi, massime tra 10 e 14 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui maggiore nuvolosità sulle zone montane e qui non sono escluse delle deboli piogge, mentre altrove sarà più soleggiato. Quota neve a circa 1000 metri. Temperature minime tra 5 e 7 gradi, massime sugli 11-12 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo una prevalenza di sole con occasionali annuvolamenti. Temperature minime sui 3 gradi, massime intorno agli 11. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna.